lezione di armonia numero 9. Allora andiamo al nostro manuale a pagina 63, la lezione progressioni armoniche, il nuovo paragrafo, alla quarta sezione appunto armonia. In effetti con questa lezione parliamo dei giri, un po' come già abbiamo visto nella sezione ruoli e competenze, cioè sono le progressioni armoniche delle sequenze di accordi che si susseguono. Questi accordi è importante precisare che vengono presi e suonati basandosi sull'armonizzazione della scala, come abbiamo visto alla lezione precedente, e cioè se noi ci troviamo in una data tonalità useremo gli accordi che si trovano in quella data tonalità. Ora, per questioni di attrazione tra i gradi, specialmente tra quelli che sono a distanza di semitono, quindi terzo e quarto e settimo e ottavo, almeno per le tonalità maggiori, molte progressioni sono usate più di altre perché nella successione, nella progressione, sono presenti appunto queste forti attrazioni. Quella più famosa di tutte è la famosa progressione chiamata giro di Do, che poi può essere fatto in Sol, in Re, quindi giro di Sol, giro di Re. Questa successione è data dalla sequenza dei seguenti gradi. Primo, Do maggiore, sesto, La minore, secondo, Re minore e quinto, Sol maggiore. Quindi sono i gradi nella tonalità di Do dell'armonizzazione di Do maggiore. Quindi primo, sesto, secondo, quinto. Con questa armonizzazione, ad esempio, come avete anche letto sul manuale, c'è la canzone di Gino Paolo, Il cielo in una stanza, che è completamente costruita con questi accordi. Poi ci sono delle variazioni, si sostituisce a volte il quarto grado al secondo, quindi si suona il Fa maggiore al posto del Re minore, oppure altri gradi, ma infatti l'obiettivo è quello proprio di praticare sulle tonalità. Allora osserviamo brevemente anche gli esercizi da fare, il numero 16, 17 e 18, che vi dice quindi di analizzare le progressioni armoniche delle canzoni che state suonando, cioè individuate i gradi che state suonando. Adesso vi farò un esempio. Poi costruire progressioni a vostra scelta, vi mettete là e suonate, che ne so, il primo grado con il quarto, quindi sarà Do maggiore e Fa maggiore. Poi ci mettete il terzo, poi il sesto. Provate, risuonate come vi sembra, anche così, di ragionare solo numericamente, e chiaramente poi farete una selezione col vostro orecchio, qualche progressione vi piacerà di più di altre, o magari qualcuna vi ricorderà alcune canzoni. Poi importante, trasportatele in varie tonalità, in altre tonalità. Quindi scegliete la stessa progressione, come può essere quella appunto del giro di Do, primo, sesto, secondo, quinto, e fate il giro di Sol, quindi vedete il primo grado dell'armonizzazione di Sol, che è Sol, il sesto grado, che è Mi minore, il secondo grado, che è La minore, e il quinto grado, che è Re maggiore. Bene, adesso vi faccio osservare un'altra canzone molto famosa che comprende quasi tutti e sette i gradi, fa solo eccezione il settimo grado, il Si diminuito, parlo della tonalità di Do maggiore in questo caso, e la canzone Sapore di sale di Gino Paoli. Osserviamo. Allora, il primo accordo Do maggiore, quindi primo grado, vedete come nella parte di ruoli e competenze ho la sinistra che suona una nota sul grave e la destra che suona l'accordo nella zona centrale, in questo caso proprio la posizione Do Mi Sol. Allora, quindi primo accordo, primo grado Do, sapore di sale, sapore di mare. Questo è La minore, sesto grado se contate, Do primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Che hai sulla pelle, Re minore, questo contate è il secondo grado. Che hai sulle labbra, questo è il quinto grado. Quando esci dall'acqua, Mi minore, terzo grado, e ti vieni a straniare, La minore, sesto grado, vicino a te. Fa maggiore, quarto grado, vicino a te. Sol maggiore, quinto grado. Quindi come avete visto
ha suonato tutti i gradi, eccezione del settimo, che in questo caso si è diminuito, però non è stato usato. Bene, allora, facendola velocemente, sapore di sale, sapore di mare. Naturalmente su questo esercizio potete impiegare qualche modulo ritmico che avete studiato nella sezione ruoli e competenze, quindi fare delle variazioni col basso. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Ecco. E cosa succede? Che se notate che l'estensione non è adatta alla vostra voce, allora proviamo a spostare la tonalità e allora ragioniamo nella tonalità di re maggiore, magari col basso ho sposto l'ottava sotto. Allora il primo accordo era il primo grado, nella tonalità di re maggiore il primo grado è re, sapore di sale. Poi veniva il sesto grado e quindi io conto la scala di re maggiore che ha il fa e il do diesis, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, si minore, si re fa col fa diesis, sapore di mare. Poi c'era il secondo grado che era re minore nella tonalità di do, nella tonalità di re sarà mi minore, che hai sulla pelle. Poi veniva il quinto è la, che hai sulle labbra. Poi viene il terzo grado di re maggiore è fa diesis, 1, 2 e 3. Fa diesis minore perché avrei fa la do da suonare con l'armonizzazione, ma ci sono nella scala di re maggiore sia il fa che il do diesis. Quindi sono queste tre note qua. Quando esci dall'acqua, di nuovo sesto grado e ti viene al si minore. Vicino a me, quarto grado di re è sol maggiore. Quindi ecco sol si re, vicino a me e di nuovo il quinto con la maggiore. Se vi sembra ancora questa una tonalità non adatta alla vostra voce, magari una voce femminile avrebbe bisogno di suonarla in sol maggiore, quindi scala di sol col fa diesis, quindi primo grado, sol maggiore, sapore di sale, sesto grado di sol contando è mi minore, sapore di mare. Poi veniva il secondo grado di sol è la minore, che hai sulla pelle, quinto grado re maggiore, che hai sulle labbra. Poi abbiamo il terzo grado di sol è il si minore, quando esci dall'acqua, sesto grado di nuovo e ti vieni a sdraiare. Poi abbiamo il quarto che nella scala di sol è do maggiore, sol, la, si, do, vicino a me. E poi quinto grado, vicino a me. Come vedete non è adatta alla mia estensione, quindi una voce maschile canterà tra il do, il re, massimo il mi, oppure scenderà un pochino, ma una voce femminile magari si può trovare bene o in sol o in la maggiore, sapore di sale, sapore di mare, eccetera. Insomma, adattare la tonalità alla propria estensione, quindi è opportuno conoscere un po' tutte le scale. Ecco che quindi siamo in grado di suonare una qualsiasi canzone in una qualsiasi tonalità, a seconda della nostra estensione vocale oppure dell'estensione vocale di chi dobbiamo accompagnare in quel momento. L'importante è avere in testa la successione dei gradi. Il giro di do è costituito dal primo, sesto, secondo, quinto. Se io in testa ho tutte le scale, chiaramente cominciate poco alla volta, aggiungendone ognuna ogni tanto, avrete sempre in testa che quella data tonalità avrà per accordi, e quindi per il giro suo, il giro di sol, il giro di re, quella successione di accordi. Però è sempre primo, sesto, secondo, quinto. Quindi in do suonerà con do maggiore, la minore, re minore e sol maggiore. In sol il primo, sesto, secondo, quinto saranno sol maggiore, mi minore, la minore e re maggiore e così via. E infatti tante volte mi è capitato sia per divertimento, in serata con amici, ma anche per lavoro, che ci capita di trovarci ad accompagnare o improvvisata cantante, oppure un cantante di professione che al quale viene chiesto un'esibizione estemporanea, io mi trovo il pianoforte, chiedo la tonalità e quindi cerco subito, conoscendo la canzone, di rifarmi lo schema della progressione armonica in testa e così da suonare subito nella tonalità di cui abbiamo bisogno.
Bene, quindi fate un'analisi di varie canzoni, tutte le canzoni che vi capita di suonare, ragionate su che gradi state suonando, poi inventatene pure voi di progressioni, analizzate le progressioni nella sezione ruoli e competenze per avere anche in testa la chiarezza del ruolo di ogni accordo. Primo quarto suona in un modo, do, fa, per esempio, no? Che suono bello deciso, oppure primo terzo suona in un altro, do, mi minore, do, mi minore, la minore, bello questo passaggio, insomma, assaporate le successioni di accordi, che io ho chiamato per comodità progressioni armoniche, ma per dirvi le successioni di accordi, i giri che a volte fanno proprio, costruiscono proprio la base armonica delle canzoni. Perché, ripeto, hanno delle forti attrazioni tra di loro, in questo senso costruiscono delle basi armoniche, però in effetti ognuno poi si sceglie la propria progressione che fa piacere e quindi si diverte a suonarci sopra. Bene, anche per questa lezione è tutto, quindi io vi rimando alla lezione di armonia numero 10, alla prossima volta e come sempre vi auguro un buono studio e buona musica. Ciao!